appunto con Mille Voci, edizione 2020, 16ª edizione. Saluto subito quello che avete imparato a conoscere come il mio compagno di viaggio, il maestro Alessandro Alessandro. Alessandro? Oggi balli, per sì, far vedere le tue per far pagliette. vedere qua balla tutto, sì, qua. Sì, pure bellissimo. la ciccia balla qua. Allora, vedi, ti accorgi che c'è qualcosa di diverso? Ti sei accorto di niente? Ballo, ballo, ballo senza respiro. Questa cosa poi finisce su Paperissima, basta. Sì. Ma allora, ti sei accorto che c'è qualcosa c'è già di una nuovo? postazione C'è una postata. È postato. Ti sembra che stiamo per ospitare un gran bel gruppo. Un gran bel gruppo. Quindi capisci, Alessandro, che tu te ne devi... Arrivederci. Ecco, un saluto al maestro Alessandro Alessandro mentre lascia il posto a un grande gruppo che è tornato a trovarci per il nostro piacere e con gioia. In questa edizione di Mille Voci diamo il benvenuto ai Santo California. Eccovi. Mi metto qui vicino a Pier, vicino manco tanto, come si suol dire, perché non ci possiamo avvicinare troppo. Grazie per essere tornati a trovarci qui in questa edizione di Mille Voci. So che per voi è anche una fatica perché fate anche un lungo viaggio per raggiungerci, quindi... Sì, però grazie anche per averci invitato ancora una volta. Per noi è un grande piacere essere in mezzo a voi. E per noi è un onore avervi qui perché siete veramente sempre disponibili e molto carini con noi. Grazie. Sì, grazie a te anche. Che cosa ci cantate oggi? Sì, noi vorremmo proporvi un brano che è andato di moda negli anni, non diciamo in quali anni, però c'erano gli anni delle telenovelas, sì, Popera, se ti ricordi. Vero. Brillante, Anche i ricchi piangono, e molti la ricorderanno. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare un brano nostro in una di queste telenovela. E ha avuto 80 puntate, credo, 80 no, e portava il titolo di Maledetto Cuore, e quello vogliamo proporvi adesso. Quindi una canzone molto conosciuta, diciamo, un revival di questa canzone conosciutissima di tutti quelli che poi seguivano anche questa moda delle telenovela. Quindi i nostri Santo California con Maledetto Cuore. I Santo California! Che ci fa
Santo California. Pietro, inutile Grazie. che non diciamo l'anno, perché sostanzialmente queste sono le famose sonorità degli anni Sì. '80, insomma. Anche mi per sembra far un ricordare po'. le sonorità di un tempo. E le sonorità di un molto tempo. amata da noi artisti dell'epoca, devo E dire. anche da tutto il pubblico che segue Mille Voci. I nostalgici. I nostalgici, e noi lo siamo anche, quindi ho bisogno adesso, Turco, mi devi fare una cortesia, perché io ho bisogno di un attimino di tempo per risistemare la questione qui in studio, quindi facciamo una cosetta. Io lo dico in napoletano, vedrai se non si sente gridare dalla regia. Piamci un caffè. A sentire dire in giro, tutti hanno la passione per la cucina, tutti che si sentono grandi cuochi. Io no, sto imparando a cucinare. Oggi mi sono messo a studiare la cicoria. L'ho appena ripassata. Questi giovani d'oggi si montano subito la testa. Ho detto a mio figlio di non essere presuntuoso. Non si deve atteggiare solo perché suo padre è un genio. Ben trovati dopo la nostra pausa caffè, che tra l'altro mi aiuta anche a presentare il prossimo ospite che si esibirà qui per noi oggi, che canta una canzone che ha un po' a che fare con il caffè, perché il nostro tenore Matteo Tiraboschi Ciao a tutti, buonasera. ci canta Buongiorno a te. Esattamente. E il giorno può essere un buongiorno con una buona tazza di caffè, Ci quindi sta, voglio ci sta, dire, ci ci sta. sta come Ma aggancio. sai perché ho scelto questo pezzo? Perché Dimmi. quando c'è stato il famoso spot in cui cantava Pavarotti, tanti pensavano che ero io. A sto punto mi consacro qua a Mille Voci, Pavarotti non c'è, ma ci sono io, senza vanto. Allora consacriamo il nostro Matteo Tiraboschi, ormai soprannominato il tenorone, il tenore di Mille Voci, di questa edizione di Mille Voci, con questo Buongiorno a te. Per voi. Buongiorno, questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E buongiorno al mio amore per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce amica mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e coloro che aiutan chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà che il mondo cambierà e ballerà come un valzer la vita, danzarla dovrai. È un vestito da sera che tu indosserai. È una festa con 1000 invitati, un po' belli, un po' odiati, che tu ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità. È un dono inatteso che v'arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo dopo l'altro ancora, il mondo cambierà.
che ballerà. Come un valzer la vita danzarla dovrai, è un vestito da sera che tu indosserai. È una festa con 1000 invitati, un po' belli, un po' odiati, che tu ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito, un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Danzando la vita che tu imparerai, ogni grande proposito, un passo che fai, è un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballar con te. Grazie! Grazie a tutti voi! Il nostro Matteo. Matteone, Grazie. Grazie a voi. Grazie per questo buongiorno a te. Vieni Matteo. E non perdiamoci di vista. Non perdiamoci di vista. Bella questa. Noi non ti perdiamo, sicuramente ti vogliamo rivedere ancora qui a Mille Voci. Volentieri. Quindi tornerai a trovarci perché stiamo sempre bene in tua compagnia, Matteo. Grazie. E adesso andiamo avanti con questa buttata. Voi sapete che Mille Voci ospita artisti importanti, molto conosciuti sia in Italia che all'estero, ma è anche un modo per farsi conoscere per delle voci nuove, autori che vogliono far conoscere le loro canzoni o il loro modo di cantare. Quindi poi, se volete, contattate la redazione di Mille Voci, avrete una vetrina a livello nazionale e internazionale, perché Mille Voci viene diffusa su tutto il territorio nazionale, ma anche all'estero, in Canada, negli Stati Uniti, in Brasile. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono da questi paesi, e proprio l'occasione diamo questo spazio al nostro amico che è tornato a trovarci, Giuseppe Giuffrida. Salve. Salve. Salve a tutti. Allora Giuseppe, ti lascio l'occasione di dire quello che vuoi, proviamo. No, voi sapete che noi giochiamo un po', lo prendo un po' in giro io Giuseppe, perché ci siamo conosciuti. Birichina. Sono birichina, è vero. Ci siamo conosciuti la scorsa edizione di Mille Voci, lui ci ha fatto il piacere di essere con noi anche lo scorso anno, e ho scoperto quest'uomo così timido, per cui faccio fatica a fargli l'intervista, perché lo vedo che lui poi diventa tutto rosso, quindi mi limiterò proprio alla maniera sanremese. Giuseppe Giuffrida ci canta La compagnia di Vasco Rossi. La compagnia di Vasco Rossi, quindi il nostro Giuseppe Giuffrida. Grazie. Mi sono alzato, mi son vestito e sono uscito solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria, io ti ringrazio sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore
vento di un caldo il mio cuore. Sì! Felicità, io ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà. Abbiamo bevuto e poi ballato, è mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo il mio cuore, oggi canta di nuovo il mio cuore. Sì! Felicità, io ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà. Felicità, io ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già. Tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà. Una canzone il tuo posto prenderà. Grazie mille. Grazie. Giuseppe Giuffrida, grazie. Grazie Giuseppe. Bene, abbiamo il piacere di avere anche in questa puntata un grande amico di Mille Voci. Lo dico sempre, lui è bello come persona, è bello come uomo, affascinante, canta con una voce sensuale. Avete capito che sto parlando di Michele! Mi tratti sempre troppo bene. No, Ti ho già detto che devi comprare un paio di occhiali perché non riesci a vedermi nella maniera giusta, secondo me. No, io ti vedo benissimo e ti vedono benissimo anche tutte le persone che ci seguono da casa e che sanno che ho ragione. Allora, in questa occasione che cosa ci canti, Michele? Ma io avevo fatto un album io in cui c'erano le canzoni dei cantautori, che si chiama I miei amici cantautori, e la canzone che canto adesso è tratta da quell'album, è una canzone di Fabrizio De André che si chiama La ballata dell'amore cieco.
Ma hai scelto tutti gli amici che abitano in zona tua? No. O hai anche spaziato? Perché No, secondo no, me voi siete sono un po'... andato anche sul milanese, eccetera. Ecco. I cantautori sono sparsi per tutta Italia. È vero. Allora, il nostro Michele, con questo bellissimo brano di De André, La ballata dell'amore cieco. Michele! Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 lero, si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 lero, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, tra la 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 lero, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la 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 lero, gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le 4 vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la 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 lero, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioliva, un uomo si era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 lero, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento, innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. Michele, la ballata dell'amore cieco! Grazie, ma tanto io poi ti incastro anche più tardi, stai Io tranquillo. tanto all'amore cieco non ci credo. Ah no? No, All'amore no. cieco non ci Questa credi, fa l'amore bene- ci vede benissimo. L'amore deve essere bello. Certo. Questo è un amore inventato. Per te l'amore è sempre stato bello? A volte sì, a volte no. Quindi allora lo vedi che non è proprio... Ma l'importante è il finale. E mi sembra finale che in questo periodo ti vada vada alla molto grande. Ciao. Michele! Bene, ed è arrivato il momento di un'altra ospite gradita di questa trasmissione, è stata già con noi in occasione di altre puntate in questa edizione, la riospitiamo con piacere, la nostra Marinella Bottazzi. Grazie, grazie. Carissimo Alessandro, ben rivisto. Ben trovata Marinella, per Grazie. chi se lo fosse perso faccio un riassuntino veloce. La nostra Marinella è una cantante, è un'interprete, scrive anche le canzoni, le è melodie, una speaker radiofonica. radiofonica, quindi seguitela
Marinella Bottazzi, cercatela su tutti Ovunque. i social. E alla domenica mattina, tutte le domeniche mattina vi terrò compagnia su www.radiorcs.it. Seguitemi. Seguite la nostra Marinella. Cosa ci canti oggi, Marinella? Oggi vi ho portato un pezzo che diciamo che va bene tutto l'anno, anche se in mezzo c'è la parolina Natale. Ma Natale vuol dire tante cose, natività, eccetera, eccetera. Sotto lo stesso cielo siamo tutti uguali, 1000 anime. Marinella Bottazzi. Guarda là, le stelle sanno che ci sei. L'ultima racconta che respiri come me. Sulla mia pelle la storia che vivrai, la vita che vivrò. Parola che a metà racchiude la tua verità, usala se puoi, ovunque tu sarai, o freddo insieme a te, rimani qui con me. Sotto il cielo 1000 anime, scorre dentro te, un battito che cresce poi respirerà con te. Prendi la mia mano, non parli come me, ma sono uguale a te. Sotto il cielo questo cielo, esatto. Le tue anche 1000 anime. Esatto. No? Grazie Marinella per essere stata con noi. Ora, per presentare il prossimo artista, abbiamo questo piacere di avere ospite un autore, un cantautore, un autore melodico della musica italiana che ha scritto delle cose spettacolari per tanti cantanti che hanno reso famose le sue canzoni in Italia e nel mondo. Avevo chiesto al Turco di trovare una piccola chicca da farci vedere per presentarlo. Vediamo se mi dà il via, vediamo se l'abbiamo veramente trovato. Mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine
il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Franco Fasano. Ciao Daphne. Un grandissimo autore di musica leggera italiana. Io sono onoratissima di averti qui a Mille Voci. Abbiamo visto questo video tratto proprio da una partecipazione a Mille Voci qualche anno fa. Ma sì, ma perché con Gianni Turco c'è sempre stato un feeling e una stima reciproca. Quell'anno mi ricordo che avevo pubblicato un disco che poi esce sempre quando uno lo scopre il disco, no? Ormai non è più come una volta che sei legato alle manifestazioni e basta. E questo era tratto da Fortissimissimo, un album doppio dove io raccontavo anche non solo le canzoni che ho presentato io al grande pubblico, ma anche quelle che sono diventate famose, Cantate da altri. fortunatamente da grandi Questa voci era cantata della da storia. Fausto Leali in Da una storia. versione cantata da te molto diversa, molto Ma più sai, melodica. Guarda, io lo dico sempre quando me lo chiedono. Io non ho mai scritto una canzone apposta per Fausto Leali, cioè mi è successo solo con Cristina D'Avena di scrivere le canzoni apposta per i cartoni animati. Però tutte le canzoni che hanno partecipato al festival per lui, per Drupi, per anche Nicola Regliano, sono canzoni che ho scritto ma non tanto per me, ma perché incontravo quelle emozioni o quelle parole. Per esempio queste parole sono di Fabrizio Berlincioni e anzi ti devo dire che la versione cantata da Fausto Leali è in qualche maniera interrotta. Vuoi sentire come andava avanti? Assolutamente, dai, fammi sentire. mi manchi, della tua presenza sono dipendente. E ora tutto non significa più niente. Proprio adesso che potevo darti un po' di più. Ma tu mi manchi, mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Sei come il vento quando piove, che può soffiare l'acqua dove vuole, salvando i miei pensieri dalle sabbie mobili. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra storia, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, se il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi, se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Grazie. Ma che momento romantico, è stato fantastico, veramente. Ecco, così. È bellissima. E poi devo dire che bellissima. sono ringiovanito io da quel video lì. Sono passati Stai quasi benissimo, 10 stai anni. benissimo, ti trovo proprio bene, complimenti. Però adesso mi hai messo curiosità. Mi devi far sentire un pezzetto di una canzone che hai scritto per Cristina D'Avena. Sì. No, perché Beh, quella più... No, beh, sono tante famose Cristina, però la conosci questa tu, però forse lei la conosce questa che è canzone. più giovane, che mi stai dando mi ha dato della vecchiaccia. Sono piccoli problemi di cuore, nati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore, dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fan sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente I love you,
Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Piccoli problemi di cuore. Franco Fasano, grazie. grazie a te. Ti prego Franco, torna a trovarci perché veramente tu crei un'atmosfera così emozionante, così intima. Poi me ne devi dedicare un'altra di canzone che ci ho preso gusto io con Tu questa lo cosa guardavi qua. lo Zecchino d'Oro? Io quando ero piccolina, penso, ho fatto le selezioni dello Zecchino d'Oro cantando La Madonna è andata al mercato. T'ho detto tutto. Adesso deve andarci con la mascherina. Adesso con la anche lei, mascherina pure la Madonna dovrebbe andare al mercato. Allora ci vediamo un'altra volta, visto che siamo anche sotto Natale. Sì, torna a trovarmi, con piacere. Poi facciamo una carrellata tra cartoni animati e Zecchino d'Oro. Mo' ti incastro, ti faccio vedere io. Allora, visto che però io mi sono un po' emozionata, quindi ho bisogno di andarmi a rifare il trucco, Turco, prendiamoci un caffè, su, facciamo una pausetta con Gabriele Marconi. Non c'è più riconoscenza a questo mondo e non ci si può fidare di nessuno. Ho dovuto mettere le inferriate alle finestre. Almeno loro sono grate. A volte si dicono delle cose senza senso, senza una logica. Dice, ho messo la macchina in moto. Ma come fa a mettere la macchina in moto? Al massimo può mettere la moto in macchina. La moto è più piccola. Bentornati in studio qui a Mille Voci. Dopo questo momento così emozionante con Franco Fasano andiamo avanti con un altro momento ricco di emozione. Un momento nel quale chiamo vicino a me Giorgia Tirocchi. Vieni Giorgia. È un'emozione averti qui, Giorgia, ma soprattutto perché questo è un momento importante in questo programma, quest'anno, perché stavo proprio pensando a cosa dire per fare questo omaggio e abbiamo perso tante cose quest'anno, abbiamo perso la libertà, abbiamo perso la salute, abbiamo perso le persone care e abbiamo perso un grande, grande maestro che è Ennio Morricone, quindi facciamo un applauso e un pensiero a questo maestro e proprio tu sei stata deputata a fare questo grande omaggio in questa occasione, in questa edizione di Mille Voci al maestro Morricone. Quindi la nostra Giorgia Tirocchi è un soprano, canta la musica lirica e quindi ci accompagnerà in questo omaggio di C'era una volta il West. Giorgia Tirocchi.
Grazie mille. Grazie Giorgia, veramente una puntata ricca di emozioni intense, sei stata bravissima, ci hai regalato veramente un momento emozionante. Grazie Giorgia mille. Tirocchi. Grazie mille. Grazie. Un bellissimo omaggio con le immagini orchestrate ad hoc dal nostro Gianni Turco per questo omaggio a Ennio Morricone. Complimenti maestro Alessandro. Grazie. Quindi andiamo avanti, adesso dobbiamo riprenderci un secondino da tutte queste emozioni così romantiche. Ci facciamo tirare su il morale da Michele. Dico che cambiamo registro. Sì, Cambiamo registro. su. Decisamente. Cambiamo genere. decisamente. Cambiamo ritmo. E quindi ci facciamo, purtroppo questo è quello che ci manca, il poter ballare, stringerci, però tu riesci sempre a movimentarci comunque. Io sulla sedia. Ma no, la cosa che mi diverte in questo brano che sto facendo adesso, che è un medley, è che stranamente la bamba, che è un classico, no, della cultura così latina, poi diventa anche una canzone di Iannacci e una canzone dei Beatles. Sei riuscito a mettere insieme tutti Perché questi... hanno lo stesso giro armonico. Assolutamente. Assolutamente. Beh, sono curiosissima. Dai. Allora ci ascoltiamo questo medley che parte dalla bamba a seguire il nostro Michele. Vai. Necesita una poca de gracia pa' mi, pa' ti. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriveré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por mi seré, por mi seré, por mi seré. ¡Vamos! Sabes que te miro, cada vez que te miro, que me interesa la pupila del ojo, la pupila del ojo. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriveré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Vamos a bailar la bomba! Es una negrita ¿Qué le pare el Cálcano, yo te dejé muy bonita. lo que mete alegre son? Ariondo, ariondo, ariondo. El sombrero me lo quito, me lo pongo. Ariondo, ariondo, ariondo. El sombrero me lo quito, me lo pongo. ¡Báilala! ¡Bomba! El perenero, al cielo sereno, el arcobaleno, e mi e ti, usami di te senti una donna, e mi su più, e sai che in chialteri se matti, allora vedi che se mi intri, a Porta Romana, Che sarà più vera, a Porta Vittoria,
Michele! Ma grazie! Grazie, bellissimo medley, grazie. Michele a 1000 voci, grazie. Adesso anch'io spero di riuscire a farvi ballare. Loro sono riuscite a ballare per me. Perché io adesso vi presenterò un brano che abbiamo già eseguito nel Daphne and Friends. Io ho avuto il piacere di collaborare con loro. Loro sono le ballerine della Lucy Dance, quindi vorrei ringraziarle tutte e ringraziare anche Lucia Latini, Gianni Teofani, Federica Teofani, Francesca Teofani per le coreografie e il sostegno. Tra l'altro forse le riconoscerete se siete stati attenti perché sono le protagoniste anche della sigla di quest'anno di 1000 voci. Quindi con L'amore viene e va, Daphne e la Lucy Dance. Fragile come la neve, instabile come un ricordo labile, come il dolore che trascino dentro senza troppo sentimento, sterile come tradirsi, futile, per poi sentirsi inutile e rifacciarsi un passato ormai vissuto in un futuro immaginato. A noi non rimane che un senso di follia e smarrimento di una storia che non va, perché a volte si sa senza tanti perché, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va. Facile come restare immobile senza inventarsi regole e ritrovarci stretti in un abbraccio che ci fa tornare a credere. In noi non rimane che un senso di stupore e di incanto di una storia che ora c'è, occhi persi negli occhi, riscoprirsi più forti nella quotidianità, senza tanti perché, senza troppi chissà, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va, via, via. Ironia della vita che non è mai finita, se l'amore viene e va, sì, l'amore viene e va, sì, l'amore viene. Grazie! Grazie al corpo di ballo della Lucy Dance! Grazie a tutti voi per essere stati con noi! Grazie a Matteo Tiraboschi, Franco Fasano, di Santo California, Marinella Bottazzi, Michele, Giorgia Tirocchi, Giuseppe Giuffrida. Un saluto al maestro Alessandro. Sigla! Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai.
puntata, ciao!